Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo a Montreal e spiego un po' di cose. Allora, ho fatto la gara di Monte Carlo con il video e tutto, però purtroppo è venuto male, non so il perché, praticamente problemi di sincronizzazione e tutto. Comunque mi sono ritirato al quinto giro e dopo ho fatto un evento speciale con le auto d'epoca per recuperare il tempo insomma, del video. Quindi insomma il primo ritiro stagionale a Monte Carlo, quindi vengo dal 12° posto di Barcellona e dal ritiro di Monte Carlo. Siamo qui in Canada, grandi prove libere, ottimo Q1, Q2, ottimo Q1, Q2 fallisco e sono addirittura 13°, sinceramente non me l'aspettavo. Eh, Purtroppo il ragionamento del telaio non è andato a buon fine, quindi lo sto risviluppando. È prevista pioggia per la gara odierna, quindi ci sarà pioggia verso, sì, dopo 15, penso 20 minuti di gara. Questa è la strategia ragazzi, speriamo bene. Sono un po' deluso perché la macchina mi aspettavo meglio in queste gare, soprattutto a Montreal, che è una gara iper favorevole sulla carta. Vabbè raga, vediamo che c'è anche una Mercedes, penso quella di Bottas, a fianco probabilmente ha preso una penalità, ha cambiato qualcosa, insomma problemi alla Power Unit Mercedes. Buon raga, andiamo e speriamo di fare un'ottima gara. Vai raga, Gran Premio del Canada, vai! Ok, partenza discreta. Vardio, Vardio. Ma se è lui che è venuto da me, dai, per piacere. Non guadagniamo posizioni, ma neanche ne perdiamo. Mamma mia. Non rompo la macchina, ma ragazzi, ho rischiato tantissimo. Non sono per niente soddisfatto, eh. Non sono per niente soddisfatto. Siamo una fatica immensa e poi le partenze, tra MotoGP e Formula 1, un disastro. Ho capito che una volta erano troppo facili, ma adesso, cazzo. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Va bene. Ok, il primo giro è andato. E non abbiamo guadagnato una posizione. Proprio, i Gran Premi dove non pensavo di andare bene sono andato bene, i Gran Premi dove invece penso di andare bene vado male. Questa cosa non mi piace molto. Stai arrivando al limite dell'erogazione delle RS e perdendo energia prima della fine del giro. Diminuisci l'erogazione delle RS per evitare che accada. Ma stai zitto, Alex. Dai, cacchio, dai. Abbiamo il Grossi dietro che rompe i maroni, ma le Renault stanno bloccando anche Valtteri, eh? Non sento la macchina, non sono a mio agio. Beh. Mi supera anche il Grossi, molto bene. No, no, bene. Fa un errore, ci riprendiamo la posizione. Benissimo, oserei dire. Quando c'è una bandiera gialla. Bandiera gialla. Attenzione! No, sono pazzi. Magnussen fuori, godo. Alcune informazioni su Ricciardo. Si sta ritirando dalla E anche gara. Ricciardo. Ok, siamo entrati nel terzo giro. Da adesso Sì, ma dammi. il RS è disponibile. Albon fuori. È successo di tutto, ragazzi. Ok, via libera. E niente safety car, ma dai, però, cioè. Io voglio vedere la safety. Fuori, cioè, sono andati fuori in 3. La safety car non vuole uscire, però siamo noni. Qua ho sbagliato la curva per guardare ancora la bandiera gialla. Magnussen, bene il mio rivale, colpo di culo grande questa.
Grande colpo di culo. Buono, buono, e soprattutto siamo tranquilli dietro per il momento. La gara non si è messa malissimo, l'obiettivo è fare i punti e li sto facendo. Guarda che casino, quanto è stato c'è stato veramente un grosso incidente, eh? La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,0 secondi. Attenzione Norris ai box. Poi è stato anche Norris Lando colpito. è ai box per la sosta. Mi dispiace Lando, mi dispiace. Oh. Alcune informazioni su Gasly. Sembra che abbia un problema. Madonna, guarda quanti ai box. Ragazzi, è successo di tutto. È successo di tutto, fioi. È successo il finimondo. Dobbiamo fare la nostra gara, è vero che c'era anche la pioggia. Attenzione, yellow flag ancora. Leclerc fuori, pazzesco. Charles fuori. Charles la parcheggia. Bandiera verde. Anche Charles saluta il Gran Premio del Canada, gara e a eliminazione. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 41,8 secondi. Peccato non ci sia la safety. O la safety o la safety. Chiamatela come volete. Ma non vuole uscire, voglio vederla. Comunque ho messo a posto un po' i componenti. La sosta è prevista tra il 9 e il 13esimo. Qualche giro, ma prima o poi arriverà. Ok. Allora a sto punto io farei una bella cosa. Cambiamo la strategia in corsa. Io andrei subito al 9° giro, cazzerei ancora le soft per fare comunque un altro stint veloce, poi penso di andare ad intermediate, contando che deve arrivare la pioggia e anche un temporale. Questa è la mia strategia, ragazzi. Box, box, box. Pronti? Speriamo sia giusta la strategia, ragazzi. Ok, comincia a piovere. Comincia a piovere, ma a mio parere ci vorrà tempo prima, spero, delle gomme intermedie. Preghiamo, signori, preghiamo tutti insieme. Poi piuttosto di mettere le medie faccio un altro stint veloce, così recupero o comunque guadagno su inseguitori, poi posso fare una sosta con le intermedie tranquillo. Bottas e nono. Comincia a piovere, prima pioggia su F1.19. Sei nella top 10, continua così. Non ho perso nessuna posizione. Cioè, mi ha aiutato un po' l'incidentone del secondo giro record di Verstappen 1,14, 3 secondi più veloce di Beck, porca troia. Giro mostruoso di Max. La pioggia non se ne andrà in fretta. Temporale in arrivo entro 10 minuti. Ok. Quindi faremo intermedie e poi full wet, dai. Il motore è un po' surriscaldato. Il distacco dalla vettura davanti è 5,2 secondi.
il momento le gomme tengono benissimo. Ci vorrebbe un po' di bagarre, però io senza bagarre non so stare. Vedi come ci stiamo avvicinando a Nicolino. Buono, buono, buono. Comunque loro cercheranno di arrivare con le fino alle intermedie, con le medie teoricamente. Vabbè, adesso vediamo, non azzardiamo strategie che ancora non conosciamo. Il carburante è a posto, lo stai gestendo molto bene. Grazie amore. La ringrazio dottore, la ringrazio. Adesso bisogna andare a fare la sosta nel momento giusto, mettere le intermedie nel momento giusto, questo è fondamentale. Vabbè che lo superiamo. Hülkenberg mi concede l'esterno. Ciao Nicolino. Molto bene, molto bene. Bella mossa, ben fatto. Grazie amore. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 29,6 secondi. Diciamo che li stiamo massacrando i nostri rivali. Strategia azzeccata, almeno per la prima parte. Adesso devo capire. Attenzione, vado un po' lungo. Devo vedere la mappa per capire chi va ai box. Comincio ad avere difficoltà però ragazzi, Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Faccio una fatica a stare in pista. Vabbè, noi ci fidiamo di Alex. Mamma mia. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Vai, vai, vai! Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Lando è rientrato ai box, Lando ai box. Niente più DRS, i commissari l'hanno vietato a causa delle condizioni meteo. Ok, il distacco è 6,5 secondi. Full wet. Safety car. Forse per troppa pioggia, chi lo sa.
Vai. È entrata la safety. Mamma mia. Ci voleva Beppe. E rimaniamo ottavi però tutti attaccati. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. No, Bottas ancora l'intermedia, erroraccio di Valtteri. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta, la safety car sta aspettando il leader, quindi puoi sorpassarla. Sorpassa la safety car. Io sorpasso chi voglio. Iniziamo con le full wet. Comunque nessuno si è ritirato. Lando è ai box per la Chissà, può anche essere che avevano fatalità, hanno messo le full wet e tra safety car, può anche essere che sia per quello, ma comunque Bottas ha fatto un errore imperdonabile a riprendere la lotta. Si vede niente. Mamma mia, sarà durissima, full wet. Ok, via libera. Go, 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 si riprende. No, subito Raikkonen che rompe i maroni. Cazzo vuole Russell? Ma non ci credo, un doppiato che rompe i maroni. Attenzione, lotta con Kimi, non si capisce niente. Non si capisce niente. No, vabbè, però. Un disastro. Mi supera Raikkonen, non sto capendo niente. Sto sbagliando tutto. Raikkonen mi ha superato perché è un mangia stronzi. Ah, che pirla, vai. Ha sfruttato veramente la mia deficienza nel capire i doppiaggi. Vabbè. Potevano sdoppiarsi anche, però vabbè. C'è Bottas che mi supera sicuro. Le gomme è interessante, ma credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso. Ma no, vabbè, ma ragazzi, è una condizione proibitiva. Attenzione, yellow flag, sta succedendo di tutto, ragazzi. Bandiera gialla. Ci stanno testa a coda, casini. Non si capisce più nulla. Sta succedendo il finimondo. Tutti vanno piano. Guarda come sono fatto uccellare da Raikkonen. Madonna di Dio. Yellow flag, ancora casini. Okay, le macchine coinvolte nell'incidente Ancora problemi. Puoi accelerare. Diciamo che sta succedendo veramente un bagarotto unico. Diciamo che se mi ha danneggiato che ho perso la posizione su Raikkonen, mi ha aiutato il bagarotto un po' dietro. È stato bloccato Perez, Bottas, un po' di gente da Giovinazzi e gli altri in fase di doppiaggio. Ecco, addirittura Alex mi ha detto che forse da mettere l'intermedia, ma non posso cambiarla adesso onestamente. Le previsioni attuali sono di circa 5-10 minuti di pioggia prima che si asciughi. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. L'è dura, l'è dura. Nessuno rientra ovviamente, però ma c'è Norris dietro, sono tranquillo. Là c'è proprio un trenino di là su, mamma mia, stanno rallentando come porchi di là e godo.
questo mi fa godere. C'ho peccato perché ho perso secondo me la chance di arrivare sesto. Se sfruttavo bene i doppiaggi, dai, pazienza, non lamentiamoci. Qualcuno va ai box, qualcuno va ai box. Ok, il distacco da quella dietro è 4,9 secondi. Gara infinita, a metro infinito, tutto infinito. Chissà se mette le intermedie. Mamma mia. Mi va no bene di più il settimo posto dopo 2 gare non a punti. Abbiamo visto la prima pioggia e la prima safety car, più di così. Alcune squadre stanno montando le gomme intermedie. Lungo. Se poi rientra ai Lungo, box, lungo, gli lungo, cambiamo lungo, anche le lungo. gomme. Crisi gomme, crisi gomme. Norris, ma porca puttana, che sono il compagno di squadra, sono a punti. Nessuno va ai box, però non sto capendo niente. Non ci sto capendo una mazza, Beppe. Nessuno va ai box, ovviamente. Però dietro vanno lentissimi, dietro vanno lentissimi. Tre giri alla fine, che fatica, raga, mamma mia che gara. Peccato per il video di Monte Carlo, ragazzi, per carità, ho fatto 5 giri, però mi sono dimenticato di dire che ho fatto una qualifica sensazionale, addirittura decimo, infatti ero stragasato. Poi però ho fallito in gara. Peccato, potevamo fare il miglior risultato in carriera, sesto posto. Prevediamo che questa pioggia finirà tra circa 5 minuti. Ormai nessuno, mamma mia. E passa Norris, passa. Se vuole sdoppiarsi, sdoppiati. Sono 4 secondi da Nicolino Hülkenberg. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere, voglio il ritiro di Kimi, però lo pretendo. Mamma mia, rettilineo finale. Rettilineo finale. E Hülkenberg mi supera. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Hülkenberg ce l'ha fatta proprio alla fine a superarmi. Ed è stata la Mercedes a vincere. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di Ma premiazione. vaffanculo, va. Quella di oggi è Vai, stata una vai. vittoria di squadra e dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica piloti. Ce l'ho fatta proprio per la forte di un strategia, risultato perché straordinario. sono andato molto Passando al lento pilota rispetto del agli giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Lucas Webber, non ho dubbi. Calmo, posato, concentrato. riposato. Vai. Ottimo lavoro oggi. Grazie. Sentiamo le tue impressioni. È stata una bella sfida con il tuo rivale, ma poi hai prevalso. Sfida il campione e Oggi perderai. in Formula 1 sembravano... Beh, grazie lo stesso. Io stesso. Fa culo, va. Perde la posizione così, però. Fa culo. Allora, con Lando l'ho vinta, spero. Ok, pareggio con Magnussen. Risultato eccellente Grazie. oggi. Piazzamenti del genere ci fanno comodo per il Un rinnovo buon del compagno. verso la prossima sfida. Ok, felice di vedermi
andare bene. Weber, tenetevi a distanza da Butler, grandissimo Weber. È contento anche se c'era un po' di traffico, ed è concentrato anche se è contento dell'inizio di stagione. Ok, è contento di aver recuperato molte posizioni Butler e si sente di non avere, come si dice, non ha superato le aspettative, si sente forte Butler. Ok, ciao. Va bene raga, un saluto del comandone veneziano e niente, ho grande ottavo posto, la mano in bocca per gli ultimi 300 metri che ho perso, neanche meno, forse gli ultimi 20 metri che ho perso una posizione. Ciao!